Buonasera a tutti, diamo ora inizio al Consiglio Comunale, invito il segretario comunale a fare l'appello. Sindaco, Piso Savino, assente, Dorigo Matteo, assente, Lugasini Pierino, Busso Francesco, presente, Antelmo Luca, assente, Pellegrini Lorenzo, assente, Busso Alessandro, Casano presente, Bordoso presente, assente, Minoria Giovanni presente, Zalone Antonio presente, Gio Marco, Torino Alessandro presente, Paolo Marco presente e Commisso Giovanni presente.
Studiamo la nomina degli scrutinatori del consigliere Minoia e Cusso e del consigliere Avaro. Abbiamo le vostre comunicazioni del sindaco, non ci sono, però comunicazioni da parte del Presidente. L'amministrazione comunale di Caore aderisce all'iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, ideato dall'editore Maria Andaloro. A questo progetto hanno aderito la Regione Veneto e tanti altri comuni italiani. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, oggi 25 novembre 2014 il Comune di Caore, presso la sede municipale, presso la biblioteca civica e in occasione di questo consiglio comunale ha posizionato un cartello con la scritta "posto occupato" su una sedia e un oggetto simbolico a ricordare una quotidianità interrotta per sempre. L'iniziativa Posto Occupato, infatti, si pone come un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Ogni vittima, prima che un marito, un compagno, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto al cinema, al teatro, a scuola, su un autobus, nella società. Un posto simbolicamente lasciato fuori. Grazie. In relazione alla questione giudiziale trasmessa dal gruppo Noi il Bene della nostra città e pervenuta in dato odierna al protocollo, non si è ritenuto di disporre la soppressione del Consiglio per le seguenti motivazioni. Come più volte evidenziato, non vi sono previsioni regolamentari che condizionano la validità delle deliberazioni del Consiglio all'effettività ed alla regolarità delle riunioni delle commissioni. Se così fosse, troverebbero disciplina due aspetti che, secondo l'ordinamento, risultano fondamentali in materia di collegialità. Un sistema che in ogni caso garantisce l'esercizio delle funzioni di Presidente, ad esempio come il meccanismo scorrevole dell'attività, e l'istituto della seduta di seconda convocazione con quorum strutturale piuttosto. Trattasi evidentemente di soluzioni in grado di assicurare il funzionamento degli organi amministrativi quando agli stessi sono riconosciute attribuzioni e competenze necessarie al fine del buon esito dei procedimenti amministrativi. Così non è nel nostro caso, dal momento che alle commissioni consigliari spettano compiti di informazione nei confronti dei consiglieri, ben lontani dall'assumere i connotati delle funzioni di amministrazione attiva o consultiva. Ma veniamo al caso contestato. Verificato l'inserimento temporaneo del Presidente della Commissione Zanon e preso atto dell'inesistenza di un vicepresidente, inesistenza riconducibile alla volontà del gruppo Noi Bene della città di Caore, il Presidente del Consiglio Comunale ha inteso garantire il regolamento per regolare il funzionamento dell'organo consigliare in esequio ai principi di buon andamento e di efficacia dell'azione amministrativa. Tale disposizione da parte del Presidente del Consiglio Comunale era evidentemente più lontana da voler gravemente ledere il vostro diritto di partecipazione democratica e di controllo sull'attività amministrativa e siete piuttosto motivato da ragioni opposte. Non si comprende peraltro quale possa essere il diritto di cui si lamentano i consiglieri del gruppo Noi Bene della nostra città. Si comprende peraltro quale possa essere il diritto di cui lamenta la grave lesione dal momento che il vostro componente risulta dimissionario
e come già evidenziato avete rifiutato di partecipare alla deliberazione di un sostituto dello stesso. Inoltre la convocazione della Commissione è data a confine nei confronti del vostro capogruppo, visto che ha presenziato alla seduta della Commissione, anche se solamente per sottolineare l'inizio di competenza del Presidente, come se la paternità della sottoscrizione in calce alla convocazione potesse indicare le funzioni di informazione demandate alla Commissione stessa. I presupposti legittimi di intervento, i presupposti legittimanti l'intervento soprattutto del Presidente del Consiglio comunale sono i seguenti. Articolo 39,3 del testo unico degli enti locali, che prevede che il Presidente del Consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consigliari e ai singoli consiglieri sulla questione sottoposta al Consiglio. Articolo 4 del regolamento del Consiglio, che prevede che il Presidente del Consiglio comunale assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio stesso facendo osservare il regolamento che mi permetto di osservare stabilisce all'articolo 14 il dovere dei consiglieri di partecipare alle sedute del Consiglio e ai lavori delle commissioni di cui sono competenti. Grazie. Allora chiedo che sia messo a verbale un parere del segretario comunale in ordine alla pregiudiziale sollevata dal gruppo di riferimento prima del consigliere Antermo, per chiedere se sia sufficiente procedere alla discussione, ma comunque alla votazione della questione pregiudiziale una sola volta all'inizio di questo Consiglio comunale, o se, essendo le censure sollevate con riferimento all'attività della Commissione che era competente in ordine a tutte le delibere oggetto dell'ordine del giorno attuale, sia necessario procedere alla votazione volta per volta con riferimento a ogni singola delibera. Consiglio, consistendo la questione pregiudiziale in una questione che riguarda la convocazione del Consiglio comunale, messa in votazione una volta sola. Ci sono interventi? Grazie Presidente, buonasera innanzitutto. In effetti la questione che è stata posta dal gruppo dei 6 fuoriusciti dalla vostra maggioranza è questione che è stata anche inoltrata a noi. Io ne ho ricevuto copia e l'ho letta per dire con un certo stupore, ma soprattutto anche condividendo l'esigenza di sospendere la seduta del Consiglio per poter assicurare il rispetto, almeno formale, di quelle che sono le procedure di convocazione delle commissioni. Fatto sta che comunque la questione mi pare che più che essere posta in termini di argomento e quindi di vera e propria questione pregiudiziale, mi pare che venga posta come questione e inoltrata al prefetto, al quale veniva chiesta una certa attività finalizzata a sospendere questo Consiglio. Ora io non so se la problematica sollevata dal gruppo Noi per il bene di causa sia di fatto una questione pregiudiziale vera e propria che richieda una votazione in questa sede. E di questo quindi chiederei anche resumi. Capogruppo, è stato anche il Presidente e quindi va in votazione. Grazie. Se non ci sono altri interventi, mettiamo a votazione la giudiziale. Voti favorevoli?
Contrari? Astenuti? Pregiudiziale Tommaso. E adesso se ci sono interpellanze, prego capogruppo Bodini. Grazie Presidente. Interpellanza, il titolo: che fine ha fatto la Carolina Grande? Alle imbarcazioni che certamente hanno rappresentato un motivo di orgoglio della città di Caorle figura senz'altro la Carolina Grande. Un'imbarcazione che per dimensione e per storia ha dato lustro alla nostra comunità e fino a qualche tempo fa poteva essere avviata in testa al nostro peschereccio. Molti turisti hanno annoverato tra i propri ricordi fotografici questa imbarcazione. Venne realizzata grazie allo sforzo del comitato, allora guidato da Angelo Rossi, che recupera i fondi necessari a varare una grande imbarcazione con 24 remi che per forma riproduce la tipica carolina. Le dimensioni e il pregio di questa imbarcazione hanno pure consentito a Carlotti di affrancarsi dalla necessità di richiedere il celeberrima Missona a Venezia per le celebrazioni della festa della Madonna dell'Angelo. Oggi però questo vaso di cave non è più visibile e non se ne conosce lo stato di conservazione e la collocazione. Per contro, il prossimo 2015 vedrà nuovamente celebrare la ricorrenza della festa della Madonna dell'Angelo, con l'auspicato e tradizionale corteo acque. Alla luce di un tanto e del fatto che tutti abbiamo un refuso di strada, desideriamo di vedere quanto prima navigare e noleggiare la Carolina Grande comunque porto peschereccio di Caorle, si chiede al sindaco di Caorle di riferire al Consiglio Comunale sullo stato di conservazione delle imbarcazioni in questione, sullo stanziamento di fondi per il suo rimessaggio e manutenzione e sulla collocazione attuale e futura delle stesse. Gruppo consigliare Lista Civica Alessandro Bonini, consiglieri Marco Fabio e Alessandro Bonini. Seconda interpellanza sull'opportunità di verificare meglio gli interventi relativi alle festività natalizie. Permesso che a distanza di pochi giorni dall'inizio del periodo degli acquisti natalizi i cittadini tutti i commercianti di Caorle nello specifico ancora non conoscono quali iniziative questa amministrazione intende adottare e promuovere per le celebrazioni di Nitro e per favorire l'afflusso turistico. Al fine di programmare le eventuali iniziative da promuovere nel periodo natalizio, anche per richiamare i visitatori turisti, gli operatori commerciali hanno assoluta necessità di conoscere con congruo anticipo le scelte e il programma degli eventi che l'amministrazione comunale intende adottare. Constatato che è risaputo come le attività commerciali di tutto il comune in generale e del centro storico in particolare risentono del calo dei consumi delle crisi del settore, specialmente nei periodi di bassa stagione e nel periodo invernale, ritenuto che questo atteggiamento della giunta comunale nei confronti dei cittadini e dei commercianti dimostra una grave mancanza di sensibilità rispetto ad una categoria già duramente messa alla prova, al pari di altri settori vitali della società, per catturare dalla crisi economica. Tutto ciò premesso, alla luce di tanto del fatto che le festività natalizie sono ormai prossime, si chiede se esiste una pianificazione degli eventi per il mese di dicembre, in caso affermativo perché ancora non sono state diffuse adeguatamente e sufficientemente le informazioni relative. Si chiede inoltre se per il futuro si ritenga più opportuno pianificare per tempo e con maggior condivisione tali interventi, in modo che le attività interessate possano programmarsi nel migliore dei modi. Si chiede risposta urgente e scritta. Ci sono altre istanze? Bene, per quanto riguarda la risposta alle interpellanze dei precedenti consigli, mancando un componente che esprimo tutte le interpellanze fatte dal gruppo Noi per il bene della città, della nostra città, sappiamo tutto e siamo al secondo punto del giorno. Secondo punto del giorno che è la surroga dei commissari delle commissioni consigliari dimissionari, mancando il gruppo Noi per il bene della città, della nostra città, essendo loro dei commissari dimissionari, non c'è possibilità di scelta, passiamo al terzo punto del giorno. Terzo ordine
al punto del giorno, istituzione dell'organizzazione di gestione della destinazione turistica OGD, denominata DMO Cave, ed approvazione del relativo protocollo di intesa. Abbiamo Assessore Russo. Sì, grazie Presidente. Prima di iniziare l'oggetto e la delibera, mi fa specie il fatto che una impostazione di questa istituzione dell'OGD, cioè dell'organizzazione e la gestione della destinazione turistica, di una valenza considerevole, anzi importantissima per la città di Caude, dove il turismo ormai è la parte primaria delle nostre attività, dove una città di Caude lavora un anno intero per il turismo, mi fa specie che questo Consiglio Comunale sia così vuoto. Questo è un rammarico perché finalmente questa amministrazione è riuscita a mettersi a un tavolo assieme a tutte le categorie e condividere lo stesso progetto, perché si è capito che se vogliamo andare da qualche parte bisogna farlo assieme. Ora do lettura alla delibera e poi darò lettura anche al protocollo, così capiamo di cosa si tratta. Premesso che con deliberazione del Consiglio regionale numero 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, la Regione Veneto ha definito un nuovo quadro normativo per il turismo e l'industria regionale, superando la legge regionale numero 33 del 2002. L'articolo 9 della legge regionale 11 ha introdotto la figura dell'organizzazione di gestione della destinazione su esperienze internazionali delle Destination Management Organization, cioè le DMO, quale sistema di presidio sulle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di rafforzamento del sistema di offerta per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione di prodotti delle destinazioni, nel rispetto della normativa della programmazione regionale. In applicazione all'articolo 9 della legge regionale 11 del 2013, la Giunta regionale, con proprio provvedimento numero 2286 del 10 dicembre 2013, ha provveduto a stabilire i criteri e le condizioni per l'attivazione a livello locale delle organizzazioni di gestione delle destinazioni delle località turistiche. Il DGR 2286 ha lasciato ampia libertà di forma per la costituzione delle OGD da parte dei soggetti attuatori, prevedendo che i soggetti partecipanti possono definire autonomamente la modalità organizzativa più adatta al governo delle destinazioni, un apposito tavolo di confronto formalmente costituito, oppure una forma aggregativa o societaria costituita ai sensi della vigente legislazione. Dato atto che Caude, sulla base della propria capacità turistica, ha i requisiti per costruire la propria OGD, in quanto rientrante nel sistema turistico telematico mare e spiagge, con almeno 1 milione di presenze annuo calcolate sulla media del triennio 2010-2012. Considerato che il protocollo di intesa è stato sottoposto all'attenzione della Consulta del Turismo, istituita ai sensi del regolamento delle imposte di soggiorno, giunta deliberazione numero 240 del 6 del 12 del 2012, nelle riunioni del 16 del 9 del 2014, del 23 del 10 del 2014 e del 20 dell'11 del 2014, come da osservare agli atti, le parti firmatarie del protocollo hanno rilevato l'opportunità di attivare la gestione delle destinazioni turistiche, cioè la OGD, denominata DMO Caude, attraverso l'istituzione di un tavolo di confronto come stabilito dalla Regione Veneto con il DGR 2286 del 2013. Vista la grande forza del protocollo di intesa per la costituzione dell'organizzazione di gestione delle destinazioni turistiche
turistiche, denominata DMO Caule, nella quale sono indicati i soggetti partecipanti all'oggetto, gli impegni dei soggetti sottoscrittori e il finanziamento delle attività dell'OGD. Considerato che, ai fini di un'ampia partecipazione degli attori operanti nel turismo, è stato previsto all'articolo 7 del protocollo della DMO Caule, una volta costituita, possa approvare l'ingresso di altri soggetti partecipanti che faranno richiesta e che si impegneranno a sottoscrivere il protocollo. Dato atto che nel rispetto della normativa regionale il protocollo ha valenza triennale, salvo tacito rinnovo dalle parti ulteriori 3 anni, qualora non si manifesti da parte dei firmatari una volontà in senso contrario alla scadenza. Quindi si propone e si delibera di istituire per la motivazione premessa l'organizzazione di gestione delle destinazioni turistiche denominata DMO Caule, di approvare l'allegata bozza di protocollo d'intesa per la costituzione dell'organizzazione di gestione delle destinazioni turistiche OGD denominata DMO Caule, di autorizzare il sindaco di Caule alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con gli altri soggetti partecipanti all'OGD, di procedere all'accreditamento presso la Regione Veneto sulla base della normativa vigente dell'organizzazione di gestione delle destinazioni turistiche denominata DMO Caule. E per completezza di espressioni vi do lettura dei contenuti essenziali del protocollo d'intesa. Il protocollo d'intesa per la costituzione dell'organizzazione di gestione della destinazione turistica OGD denominata DMO Caule tra il Comune di Caule, la Fondazione Città dello Sport, il Consorzio di Promozione Turistica Venezia Orientale, la Confcommercio di Caule, l'Associazione Albergatori H di Caule, il Consorzio dello Sviluppo della Gestione degli Arenili della Marina di Caule, SRL, Consorzio Arenili Caule, la Fondazione Italiana degli Agenti Immobiliari rappresentanti con il Collegio FIAP di Venezia. All'articolo 2, oggetto di protocollo d'intesa, al comma 2, il presente protocollo costituisce in particolare attuazione in quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale, laddove per i requisiti e paramenti per la costituzione dell'OGD, funzioni e attività, viene prevista inizialmente la costituzione di un tavolo di confronto formalmente istituito per la governance delle destinazioni del territorio e la pianificazione strategica delle attività dei diversi soggetti. I sottoscrittori, conformemente agli indirizzi strategici definiti annualmente dalla Regione Veneto nel programma di attività di promozione economica relativa al settore, si impegnano a definire il nuovo piano del turismo, individuando congiuntamente iniziative strategiche per la valorizzazione del sistema turistico e conseguentemente alle destinazioni delle loro risorse necessarie. All'articolo 4, funzionamento dell'OCD. Il soggetto attuatore, il tavolo della DMO, il tavolo di confronto, esprime i desiderati, idee e progetti del soggetto attuatore, il quale li formalizza con le dovute revisioni e sintesi in chiave strategica, programmatoria e operativa, in un piano promo commerciale sulla base annuale di rispetto triennale, almeno per i progetti di maggior rilievo, e così incluso un conto economico. Con l'apposito regolamento da approvarsi nella prima seduta del tavolo di confronto vengono stabilite le norme sull'organizzazione e il funzionamento della DMO Caule, riconoscendo al Comune di Caule la presidenza della DMO nella persona del sindaco pro tempore, nonché la scelta della sede e la totalità delle funzioni di segreteria. Fermo restando le funzioni di coordinamento in capo alla DMO, il tavolo di confronto del soggetto attuatore viene individuato nel Consorzio di Promozione Turistica, che potrà valersi della collaborazione degli altri soggetti attuatori qualora necessiti specifiche per ambiti dedicati al richiamo. Il Comune di Caule provvederà a contribuire alla finalità della DMO Caule secondo i limiti di disponibilità del bilancio di previsione annuale, nonché della legislazione nazionale ed europea. Il conto economico del primo promo commerciale evidenzia i costi da conseguenza proposta di copertura tramite le diverse quote di finanziamento o apporti materiali dei firmatari del protocollo, i contributi a cui si ritiene possibile accedere con ogni altro canale di finanziamento.
approvato dalla DMO, il piano promo commerciale e relativo conto economico, il soggetto attuatore provvederà a mettere in atto quanto ivi previsto. All'articolo 5, l'attività dell'OGD, la DMO Caole eserciterà le seguenti funzioni: informazione ed accoglienza diretta al turista, avendo a riferimento le disposizioni regionali applicative del DGR 2287 del 10/12/2013 allegato A. Promozione dell'offerta turistica di Caole in Italia ed all'estero con riferimento di clientela. Produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e materiale di tipo promozionale e pubblicitario, commercializzazione di prodotti turistici, conversione tende a favorire la domanda e l'offerta turistica nell'ambito di riferimento. In particolare, tra le attività della DMO Caole assume rilievo le seguenti attività specifiche: attività di informazione, accoglienza, assistenza al turista, cioè layout, e online. Consulenza, assistenza e informazione agli enti e alle imprese turistiche ed ogni altra attività analoga in stretta connessione con le finalità di cui il presente articolo. Esecuzione di studi, attività, ricerca, consulenza e studi e predisposizione di progetti anche in relazione ai finanziamenti dell'Unione Europea. Candidature delle destinazioni ai grandi eventi e congressi internazionali. Organizzazione di un workshop in loco per incontrare la domanda offerta. Formazione agli operatori dell'offerta, attività di comunicazione aggiustata, newsletter, social media, attività di marketing, convention e altro, produzione e commercializzazione di prodotti elettorali e articoli per i turisti, sviluppo e commercializzazione di pacchetti di soggiorno, booking, elaborazione di dati statistici con sviluppo di sezione e analisi alla domanda e offerta con segmentazione in base al prodotto tematismo e i contatti, collaborazione nei processi di attribuzione dei marchi delle certificazioni di qualità, organizzazione eventi, partecipazione a fiere e workshop del settore, ospitalità di giornalisti, gestione implementare sulla base di operatori esterni, attività inerenti ai compiti dell'organizzazione delle destinazioni previste dai provvedimenti regionali. All'articolo 6 i prodotti turistici gestiti dalla DMO Caole sono classificati in seguente gamma: turismo balneare, turismo termale, turismo del benessere, turismo culturale, turismo enogastronomico, turismo naturale, balneare, lagunare e ambientale, turismo fluviale, turismo sportivo, turismo rurale, turismo religioso, turismo sociale, turismo accessibile, cicloturismo, turismo del golf, turismo commerciale e slow touring. Nuovi soggetti partecipanti all'articolo 7, la DMO una volta costituita potrà approvare l'ingresso di altri soggetti partecipanti che ne faranno richiesta e che si impegneranno a sottoscrivere il protocollo, il presente protocollo. Ecco, ho dato lettura ad alcuni passaggi importanti secondo me che valorizzano questo protocollo d'intesa con le categorie. A nome mio e dell'amministrazione volevo ringraziare tutte le categorie che si sono sedute al tavolo e insieme a noi hanno contribuito a eredire questo protocollo d'intesa. Grazie. Grazie Assessore Russo. Ci sono interventi? Prego Capogruppo Udini. Grazie Presidente. Abbiamo da poco archiviato con un voto parte vostro negativo una questione pregiudiziale che era stata posta rispetto alla celebrazione di questo Consiglio Comunale, pur condividendo in linea di massima quelli che erano i principi che erano stati posti a fondamento della stessa pregiudiziale dei 6 componenti usciti dalla vostra maggioranza. Riteniamo che tuttavia di per sé la convocazione del Consiglio non sia minata dai vari passaggi che hanno portato alla seduta di questa sera. Però è comunque nostra opinione che i punti all'ordine del giorno siano minati sotto il profilo della legittimità, ed è per questa ragione che noi sottoponiamo altra questione pregiudiziale sul singolo punto. In data 21/11/2014 alle ore 12 presso il municipio di Caule avrebbe dovuto svolgersi la riunione della terza commissione consigliare permanente
per esaminare la proposta di delibera in oggetto. Tuttavia, la stessa missione del segretario generale è stato interpellato al momento, la riunione della Commissione non poteva risultare valida a causa di ben 3 irregolarità. Ciò risulta dal racconto che peraltro ha potuto rendermi il commissario, esponente del nostro gruppo consigliare, che è il commissario Marco Favaro. La prima irregolarità, la lettera di convocazione con un protocollo 38007 del 19/11/2004 porta la firma del dirigente dottor Gaspare Collocher, d'ordine del presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Bortoluzzo, in violazione dell'articolo 8,5 del regolamento del Consiglio Comunale, che prevede che a convocare la Commissione deve essere il presidente della Commissione stessa, in questo caso il dottor Antonio Zanò. Seconda irregolarità. Alla riunione della Commissione erano presenti 2 componenti su 5, presenti Marco Favaro e Giovanni Minoia, assenti Antonio Zanò, Marco Giro, quinto componente dimissionario da solo legale. E questo comportava chiaramente la mancanza del numero legale e la conseguente non validità della riunione, come previsto dall'articolo 9, come 1 del regolamento del Consiglio Comunale. Terza irregolarità. Alla riunione di commissione risultava assente il Presidente e nessun altro componente era stato dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie a norma dell'articolo 8,4 del regolamento del Consiglio Comunale. Alla luce di questa incresciosa situazione, ai sensi dell'articolo 50,2 del regolamento del Consiglio Comunale, si pone all'attenzione del Consiglio Comunale la presente questione sospensiva con le motivazioni di seguito illustrate. Poiché la riunione della terza commissione consigliare permanente convocata in data 21/11/2014 è risultata non valida, si rende necessaria la sospensione del provvedimento di cui al punto 3 dell'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Comunale per il rinvio della sua trattazione a prossima adunanza del Consiglio Comunale, al fine di consentirne un appropriato esame da parte della commissione consigliare competente nel corso di una riunione valida, ossia convocata, presieduta e validamente costituita nel rispetto di quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Paolo. Sì, grazie Presidente. Mi permetto di aggiungere a quanto letto dal capogruppo Borin un'osservazione che deriva dalla lettura che ho fatto del verbale della firma del dirigente Gaspare Collocher, che svolgeva funzioni di segretario, nel verbale appunto della riunione di commissione, tra l'altro appunto riunione non valida. E rilevo appunto che questo verbale in realtà risulta incompleto, risulta carente su alcuni passaggi importanti. Ad esempio non figura da nessuna parte, se non riportando una dichiarazione fatta dal capogruppo Teso che era presente, ma non vi è una constatazione ufficiale della mancanza del numero legale, constatazione che invece è avvenuta sia da parte del dirigente verbalizzante Collocher, sia da parte del segretario generale dottor Lino Nobile, che è intervenuto poi perché è interpellato sulle questioni sollevate. E questo non è un fatto secondario perché appunto poiché la mancanza del numero legale, quindi il motivo principale per cui non è risultata valida quella commissione, non deriva da una semplice dichiarazione del capogruppo Teso, ma deriva dalla reale situazione che è stata tra l'altro constatata ufficialmente dal segretario generale. E questo è quanto. Allora, noi non siamo qui per fare i notai o fare i legulei che puntano a cercare tutti i cavilli possibili normativi per rendere difficoltosa la vita e la gestione amministrativa da parte della maggioranza. Noi siamo qui appunto perché, a nostro avviso, il far funzionare bene gli organi istituzionali democratici di questo comune, di questa nostra amministrazione comunale, è innanzitutto una questione di rilevanza politica. Noi constatiamo ancora una volta che questa maggioranza non è in grado di far funzionare gli organi istituzionali democratici e il segretario generale può benissimo
adoperarsi magari con qualche imbarazzo, perché l'abbiamo verificato, nell'interpretare, anche forzando un po' la mano i regolamenti e dicendo che le commissioni possono anche essere non validamente costituite, ciò non inficia la validità degli atti. Il segretario può dire questo, ma il dato politico rimane, ovvero le commissioni, se hanno un significato, ce l'hanno perché sono il luogo del confronto, il luogo in cui un provvedimento viene esaminato preliminarmente prima di arrivare in Consiglio, c'è il confronto tra maggioranza e minoranza. Questo confronto serve alla minoranza per esercitare il proprio ruolo di controllo e di garanzia democratica e poi da questo confronto può anche derivare magari anche la possibilità di miglioramento dei provvedimenti, perché non diamo per scontato che dalla minoranza non possano arrivare anche degli utili suggerimenti per giungere ad un provvedimento magari con un'ampia condivisione e con un esito un po' più buono rispetto a quanto uscito dalla serie di discussioni in seno alla maggioranza. Per cui le commissioni hanno un ruolo fondamentale, l'abbiamo sempre detto dal primo giorno in cui si è insediato questo Consiglio. È stato fatto un passo avanti, questo va dato atto, è stato fatto un fatto positivo è stato di riportare le commissioni ad un numero di componenti di 5, questo è sicuramente positivo, ma poi si fanno 10 passi indietro nel momento in cui non si riescono a far funzionare le commissioni, avendo il numero legale, convocandole regolarmente e facendo in modo che siano presiedute anche da chi ne ha titolo. E quindi per noi questo è un fatto politico importante, non siamo qua appunto a fare i notai o a volerci sostituire al ruolo del segretario comunale. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Prego, Sindaco. Sì, grazie Presidente. Intervengo al momento solo sulla questione pregiudiziale, riservandomi poi un intervento in ordine al contenuto della delibera e dopo il voto sulla pregiudiziale. Allora, sulle 4 questioni sollevate da Capogruppo Morini e dal consigliere Favaro, mi pare che nella discussione, nella votazione fatta all'inizio di questo Consiglio Comunale ci sia già stata la risposta assorbente da parte del Collegio in ordine a tutte le eccezioni e censure che sono state sollevate, quindi non dovremo nemmeno discutere e nemmeno votare in approvazione, ma se tanto viene richiesto lo faremo ancora una volta a maggior conforto del buon operato dell'amministrazione. Sul primo punto, dunque, con un Presidente della terza commissione, impedito all'estero, che comunica al segretario comunale il proprio impedimento, il preso atto che la minoranza si è rifiutata per scelta di nominare il vicepresidente per far funzionare la terza commissione, atteso che oggi è il secondo rinvio, se non erro, della delibera del surroga del consigliere dimissionario Tonon, che aveva le funzioni di vicepresidente. Mi pare che si tratta di una commissione che non poteva operare in nessun modo, atteso che né il presidente né il vicepresidente dimissionario, assente per scelta, erano posti in grado di collocare la stessa commissione. E qui, per evitare un colpo sul punto del sistema, c'è norme di legge, non è che ci ripetiamo, che dicono, mi riferisco al testo unico sugli enti locali nel decreto legislativo 267 del 2000, che dicono che il Presidente del Consiglio è poi il supremo garante di tutta questa partita e che deve far funzionare bene il Consiglio Comunale, esercitando anche il potere, vogliamo dargli un nome ad acta di commissariamento del Presidente impedito, diamogli il nome che vogliamo. Ma ostacolo il potere attribuito da una legge dello Stato, un decreto legislativo in questo caso, di poter correttamente far funzionare un sistema. Io non può fare d'ordine, perché sappiamo tutti bene che un Presidente di Commissione può dare l'ordine al dirigente di farlo, in questo caso l'ha fatto il Presidente del Consiglio Comunale, l'ho fatto in forza del 267 del 2000, ma l'ho fatto anche in forza del combinato disposto degli articoli 4 e 10 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, ma sono cose dette ormai che sono ormai almeno da noi assimilate. Sulla mancanza di numero legale mi pare che ci sia una prassi consolidata dell'amministrazione comunale che fonda le sue origini
origini non con l'avvento di questo segretario comunale, ma ben prima, e attesta che il ruolo delle commissioni consigliari non è un ruolo decisorio, lo sappiamo tutti, non è un ruolo neppure consultivo, non si tratta di un parere da acquisire quantunque non vincolante, si tratta di un ruolo di informazione, mette a disposizione di chi vuole venire, perché se qualcuno vuole stare a casa, se ne sta a casa, non prende gli atti, non li esamina e poi viene in consiglio comunale magari non preparato, no, perché anche questo succede soprattutto con alcuni componenti che oggi non ci sono in consiglio comunale, ma a prescindere da questo non è necessario accettare la validità di un organo che ha puramente uno scopo di informazione e non ha scopo di decisorio né consultivo. Ora, questo consesso non ha nessuna intenzione di accogliere la pregiudiziale e neppure di rinviare, ma al di là della questione di diritto vi è una predominante questione di merito. Oggi stiamo provando a delibere che forse quella attuale dell'OGD proviene a campagna politico, ma chi è che può far saltare un consiglio comunale dove oggi andiamo a estinguere mutui, se non erro, con un avanzo di amministrazione andiamo a estinguere mutui per 1.300.000, con un risparmio di interessi per il prossimo anno per la nostra città di 130.000 euro. E qualcuno che vuole far saltare il consiglio comunale, questo lo facciamo di 30 novembre, non lo facciamo tutti, allora mettetevi una mano sulla coscienza se proprio vogliamo ragionare sotto il verso profilo. Ma niente di più, perché la delibera di costruzione dell'OGD è una delibera che deve prendere come immediato, abbiamo aspetti e poi ne parleremo del contenuto del merito, che rilevano sul tema del turismo. Turismo è la linfa oggi di Claudio, va a permeare tutte le attività. E non voglio neanche entrare nel merito dei risvolti occupazionali che tutti ben sappiamo relative all'ex personale PT, ormai diamo ex perché sicuramente ci sarà un delibera di scioglimento dell'appetito a fine anno. E qui stiamo parlando di famiglie, di persone, stiamo parlando di turismo, che è la cosa più importante del nostro paese, che qualcuno con una pregiudiziale vuole far saltare il consiglio comunale. Concludo solo con un aspetto. Spiace veramente di vedere che dalla minoranza arrivano segnali di questo tipo in materie così importanti. Vogliamo dire che ha fatto ostruzionismo in tutto questo, diciamo vicepresidenti che si dimettono, consiglieri comunali che non si presentano in commissione, allo scopo ad uso interfini, artatamente preordinato a far saltare questo consiglio comunale, non credo tanto per far saltare i voti, non l'estensione dei modi, proprio forse più facile per far saltare la delibera sull'OGD, perché per la prima volta nella storia del nostro paese abbiamo tutte le categorie del turismo che si trovano in concordi con l'amministrazione comunale. Allora questo non deve essere un pregio che va riconosciuto all'attività politica di chi governa questo territorio, questo è l'unico motivo. Grazie Sindaco. Prego Salù. Grazie Presidente. Le suggestive parole del Sindaco tuttavia non cancellano il dato fondamentale che prima è stato messo in luce dal consigliere Paolo. In realtà costerebbe ben poco a questa amministrazione riuscire a rispettare le regole, convocando nei tempi prescritti il Consiglio, convocando nei tempi prescritti le commissioni, con provvedimenti con atti che siano rispettosi di provvedimenti che questo stesso Consiglio si è dato, perché il regolamento di Consiglio Comunale, l'articolo 8, nello specifico, non individua alcuna competenza del Presidente del Consiglio a surrogare il Presidente della Commissione, ma siccome noi non vogliamo addentrarci, dicevamo anche in precedenza, in tecnicismi che non ci appartengono, se non nel limite in cui siamo garanti, siamo deputati all'osservanza delle regole nell'interesse anche del Consiglio e dei cittadini che hanno il diritto di avere la formazione di atti che siano legittimi, noi focalizziamo